Il delitto di Vanessa Ballan, Riese Pio X, in un filmato delle telecamere di un vicino l'aggressore che irrompe nella villetta della 26enne per ucciderla gli attimi prima del terribile femminicidio. Eseguita l'autopsia sul corpo della giovane mamma, Vanessa è stata uccisa con 8 coltellate, fatali colpi al cuore e al polmone, un delitto dalla dinamica feroce. Consueto bilancio di fine anno del presidente del Veneto Zaia, in primo piano le infrastrutture, il 29 dicembre apertura completa della Pedemontana, a gennaio la firma per la Via del Mare. Tragedia sfiorata nella notte a Tombolo, nell'Alta Padovana, intossicata dal monossido, un'intera famiglia salva grazie al coraggio dello zio. Ennesima vittima della strada, morto nella Marca Trevigiana un 52enne di origini ghanesi che sulla Cadore Mare ha perso il controllo dell'auto finendo in una scarpata. Cucù al posto di Gesù, in una canzone della recita della scuola primaria di Agna, gli insegnanti oggi riconoscono l'errore e si scusano. Tradizionale appuntamento natalizio in Basilica San Marco con il concerto di Natale che si è tenuto in 2 serate, presente anche il patriarca Moraglia. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali il caso di Vanessa Ballan, inevitabilmente perché oggi sul corpo della donna e sul feto che portava in grembo è stata effettuata un'autopsia che ha rivelato la ferocia inaudita del delitto. Non solo, in giornata sono stati diffusi dei frame che ci riportano a quella terribile mattinata a Spineda di Riese Pio X. Si vede la sagoma di una persona gettare nel giardino della vittima un borsone e poi scavalcare. È il filmato della telecamera di un'abitazione vicina a quella di Vanessa Ballan. Frame importanti per ricostruire gli attimi prima dell'aggressione mortale, indizi che portano ad acclarare la responsabilità di Buyar Fandai, il 40enne accusato dell'omicidio della donna. I carabinieri hanno raccolto, rilevano in una nota, plurimi, univoci indizi di colpevolezza a carico del piccolo imprenditore edile ora rinchiuso nel carcere di Santabona. Nel filmato si vede un uomo aggirarsi nella zona quella mattina del 19 dicembre, gli abiti dell'uomo simili a quelli sequestrati all'indagato, la stessa corporatura e poi l'irruzione nel giardino della villetta, nel borsone il martello con cui ha rotto il vetro della porta finestra al lato della casa della vittima, attrezzo che riportava la scritta 7 Color, il nome della ditta del 40enne. Martello che è stato abbandonato sul pavimento della casa di Vanessa. Poi l'aggressione violenta e crudele. La 26enne non ha avuto scampo, colpita prima probabilmente a mani nude e poi raggiunta da 8 fendenti al torace. L'uomo ha utilizzato un coltello con il manico in legno, una lama lunga 20 centimetri. L'arma è stata trovata dai carabinieri nel lavello della cucina, solo parzialmente lavato dal sangue della vittima. Un altro coltello identico è rimasto nel borsone del 40enne recuperato dai militari dell'arma. L'avvocato Simone Guglielmin, legale della famiglia Ballan e Scapinello, parla delle 2 famiglie chiuse in un dolore immenso. La famiglia chiede il rispetto del dolore nel silenzio, dopodiché ci saranno momenti per poter, rappresentare quelle che sono le esigenze. Poi aggiunge: ci aspettiamo che il procedimento venga celebrato con la dignità che impone il nostro ordinamento. Sulla mancata adozione di provvedimenti restrittivi a carico di Fandai, dopo la denuncia della vittima per stalking e minacce, interviene anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha chiesto agli uffici competenti del Dicastero di acquisire, presso i vertici degli uffici giudiziari di Treviso, una relazione dettagliata in merito al femminicidio di Vanessa Ballan. Su questo l'avvocato Guglielmin dice: noi cercheremo di fare chiarezza anche noi, con i mezzi che ci competono, cercheremo di capire le ragioni di questa falla, se si può dire in questi termini, che è stata peraltro già acclarata anche dal procuratore della Repubblica. Dicevamo dell'autopsia che si è svolta questa mattina all'obitorio del Cafoncello sia sul corpo di Vanessa che sul feto che aveva in grembo. Vanessa è stata colpita da 8 coltellate, una in particolare l'ha raggiunta al cuore. L'esame parla di una ferocia inaudita e poi è stato confermato il tempo di gestazione
del feto di 2 mesi, ma su questo ritorneremo nel corso dell'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Ritorniamo adesso a Riese, Pio X, una comunità ancora sconvolta, ma è una comunità sconvolta anche quella di San Vito di Altivole, dove viveva il killer, Lucio Zanato. Una ragazza l'avevi mai vista? No. Mai No. venuto qua? No, lui era sempre qua solo a casa. Vanessa Ballan non ha mai frequentato l'abitazione di Bujar Fandaj, il 41enne kosovaro con cui ho avuto una relazione dal novembre 2021 all'agosto scorso. Una storia che non sarebbe mai entrata in questa casa di via Lovigioni a San Vito di Altivole, dove l'uomo viveva da solo. Com'era questo vicino di casa? Era gentile con la gente, non ha mai avuto problemi. Lui vive qua da quanto tempo? Non so, da quando io mi sono trasferito qua, lui era già qua. Buongiorno, buonasera. Sì, altro andava al lavoro. Giuseppe Galzignato da 2 anni e mezzo è il vicino di casa dell'omicida di Vanessa Ballan, un fatto che anche a distanza di giorni lo lascia incredulo. E quando hai saputo la notizia cosa hai pensato? Non mi sembrava vero. Una persona così tranquilla? Sì, una persona così tranquilla non pensi che faccia delle cose così particolari. Perché Bujar Fandaj era tutt'altro che un lupo solitario. Una persona solitaria? No, lo si incontrava anche al bar, lì a Riese. Sembrava gentile. Non ha mai fatto scatti di ira o altro. Una frequentazione, quella del bar, che ultimamente si era intensificata, segno che Bujar Fandaj lavorava meno, forse ossessionato dal possesso di quella donna che invece voleva essere lasciata in pace. Ultimamente lo vedevo spesso al bar, anche al pomeriggio e alla mattina. Quindi non so nell'ultimo periodo che cosa facesse, però era uno che all'inizio andava al lavoro, partiva presto, tornava a casa presto, lo si vedeva in pausa pranzo. Una persona tranquilla. Comunque qui sì, mai dato problemi di nessun tipo? No, mai. No, perché praticamente era sempre o al lavoro o alla sera magari era a casa, però non dava fastidio. Di Vanessa Ballan, della violenza di genere, è tornato a parlare questa mattina da Palazzo Balbi il governatore del Veneto Luca Zaia nel consueto punto stampa di fine anno, dove sono stati fatti degli annunci importanti. Il primo riguarda la superstrada pedemontana veneta, è quasi fatta il 29 dicembre l'inaugurazione del tratto, l'inaugurazione totale, e a gennaio, il 12 di gennaio, si firma anche per la Via del Mare. Vi inizio con un ricordo, che è un ricordo di Giulia Cecchettin e Vanessa Ballan. Vanessa peraltro rappresenta un caso recente e stiamo parlando della 108ª vittima di femminicidio. Penso che con Giulia qui dal Veneto sia nato qualcosa di straordinario, nel senso che è un big bang della storia, una presa di coscienza della nostra comunità ed è anche una volontà da parte nostra di fare ancora di più, nonostante quello che comunque già si fa. Vi ricordo che il Veneto ha 39 sportelli. Nella tradizionale conferenza stampa di fine anno a Palazzo Balbi, il governatore ha voluto iniziare rendendo omaggio a 2 giovani donne uccise barbaramente in poco più di un mese di distanza una dall'altra nella nostra regione, evidenziando come la legge vada rivista. Puntare il dito contro una legge che probabilmente ha bisogno di essere tagliandata, ha bisogno di essere ancora più incisiva, tutelante nei confronti della donna. Abbiamo capito che nonostante sia stato attivato nel rispetto della legge il codice rosso, poi alla fine colui che era oggetto di questa attenzione si è rivelato l'omicidio di Vanessa. Molti i temi toccati da Zaia, dalla strage del bus di Mestre in cui hanno perso la vita 21 persone, al maltempo che più volte ha colpito il nostro territorio. E diciamo che il Veneto quando va in difficoltà ci va per le inondazioni, ci va per le frane, ci va per smottamenti importanti. E diciamo che noi continuiamo con le opere, perché le opere sono una vera soluzione, lo abbiamo dimostrato durante l'ultima alluvione, però c'è ancora un grande fronte che è quello del Piave, cioè il bacino idrografico del Piave, che deve essere messo in sicurezza. Ma l'incontro è stata anche l'occasione di un importante annuncio. Vi do una notizia, no? È Natale. Il 29
di dicembre, cioè la prossima settimana, apriamo la pedemontana e quindi apriremo gli ultimi 22 km e 300 metri e vuol dire che questa infrastruttura non sarà completata perché manca il casello. Faremo Malo Montecchio Sud, stiamo parlando di un massiccio importante, non è che facciamo un pezzetto di strada, sono 100 km di strada, 36 comuni attraversati, trevigiani e vicentini, 14 caselli. È l'infrastruttura che ha il pedaggio più basso tra le nuove infrastrutture in Italia. Ma questo, dice Zaia, è anche l'anno dell'autonomia. Finalmente una legge che va in Parlamento e viene in fase di approvazione al Senato, ma poi anche l'anno delle Olimpiadi, perché comunque quest'anno è il giro di boa delle Olimpiadi e noi siamo sede olimpica, questo dobbiamo ricordarcelo. E conclude. Che sia un Natale di serenità, da trascorrere con le persone care, che si amano in famiglia, ma fatemi fare anche un grande augurio alle persone che non sono perfettamente in salute, quindi un doppio augurio di buon Natale e di pronta guarigione. La cronaca ci porta a Tombolo. È stata una sveglia e il coraggio di uno zio a salvare la vita ad una famiglia di Tombolo, a Tommaso Andretta e ai suoi 3 figli di 17, 14 e 10 anni. Erano le 6 del mattino quando in una villetta in via Vittorio Veneto Dario Alberton ha spento la sveglia, si è alzato dal letto per poi ritrovarsi faccia a faccia ad uno scenario drammatico. Cognato e nipoti intossicati da una fuga di monossido, gas all'inalazione letale, fuoriuscito da una caldaia nella zona notte dell'abitazione. Lo zio, da quel che mi risulta, si era messo la sveglia alle 6 di mattina per andare a lavorare e di conseguenza ha sentito l'odore. Fortunatamente dormiva nella stanza più distante dalla perdita e un po' intontito anche lui ha capito la gravità e li ha trascinati in salvo. Anche lui intossicato, Dario Alberton, non ha avuto paura. Ha preso uno ad uno i 3 nipoti storditi dal letto portandoli in salvo fuori dall'abitazione. Caricato poi in spalla anche il padre dei ragazzi, Tommaso Andretta, ormai quasi privo di sensi, salvato dall'atto di coraggio del cognato. Per fortuna c'era anche lo zio, ma soprattutto per fortuna che era un giorno lavorativo in cui il bambino comunque doveva andare a scuola, i ragazzi dovevano andare a scuola, perché se fosse stato di sabato o di domenica, sotto le vacanze magari si vedeva tutto chiuso, si diceva li lasciamo riposare e sarebbe stata una tragedia. Trasportati d'urgenza all'ospedale di Padova, Dario Alberton, Tommaso Andretta e i 3 figli verranno dimessi in serata. Una storia a lieto fine, un vero e proprio regalo di Natale per la famiglia e tutta la comunità di Tombolo. Un regalo di Natale importante anche perché la famiglia è già stata toccata da una vicenda molto triste, la perdita della mamma 2 anni fa per una malattia incurabile, perciò noi gli vogliamo tutti bene a questa famiglia, tra l'altro è una famiglia che si fa ben volere e a cui tutta la comunità è legata. E c'è stata un'ennesima tragedia sulla strada, questa volta a San Vendemiano, sulla Cadore Mare, dove a perdere la vita è stato un 52enne di origini ghanesi. È morto subito dopo il ricovero all'ospedale Cafoncello. L'uscita di strada sarebbe stata autonoma, l'uomo è finito in un canale di scolo. Queste le immagini del terribile incidente. Adesso ritorniamo nel Padovano, a Dagna, dove è esplosa la polemica sulla recita alla scuola primaria, una polemica fortissima, ma oggi la scuola fa un passo indietro. I bambini, il calore e la gioia della recita di Natale vissuta a Dagna l'hanno già inserita nel cassetto dei bei ricordi del passato recente, con i loro insegnanti che ammettono l'errore e chiedono scusa, ma non si fermano le riflessioni su quanto accaduto. Sostituire con la parola cucù il nome di Gesù in una canzone neppure di tema religioso, seppure per errore, interroga anche il mondo cattolico, con il teologo Don Giovanni Brusegan, rettore della Cappella Universitaria di San Massimo a Padova. C'è una banalizzazione nel porsi in questi termini rispetto alla complessità della convivenza attuale, ma c'è un errore di fondo per cui si confonde inclusione ed esclusione, identità e relazione, e misconoscere l'identità di Gesù, la vita di Gesù, la bellezza della sua nascita e comunque dei valori che ci ha portato, significa misconoscere, negare quello che è il modello
di riferimento ideale, purtroppo bisogna dire ideale per la nostra società di oggi. Una figura storica, quella di Gesù, uomo, Dio per chi crede, ma uomo vero con i suoi valori universali di fratellanza e amore che non possono essere disconosciuti, continua Don Giovanni Brusegan. È un uomo, come minimo, per noi cristiani è uomo Dio, è un uomo esemplare che ha diviso la storia dell'umanità prima di Cristo e dopo Cristo e ci ha dato degli esempi, dei principi, degli orizzonti di vita che nobilitano non solo i cristiani. Primariamente noi abbiamo la responsabilità non solo culturale ma soprattutto evangelica di viverli, di affermarli, ma sono valori che si mescolano con la storia di cui ha bisogno l'uomo. E a proposito di tradizioni di Natale e musica, si è tenuto in Basilica a San Marco, senza polemiche va detto, il tradizionale appuntamento natalizio con il concerto di Natale. Si è tenuto in 2 serate, sempre tutte esaurite. Presente anche il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Ma vi racconteremo di questa atmosfera nell'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Adesso per noi la pubblicità. Di nuovo in diretta per ritornare nel veneziano, ma per parlare di sicurezza. Andiamo in via Piave a Mestre. 18 persone arrestate, di cui 10 accompagnate nei centri di rimpatrio per l'espulsione, in 40 giorni in via Piave a Mestre. È l'esito dell'operazione Quadrilatero della Squadra Mobile di Venezia. Il metodo che noi abbiamo cercato di applicare è accompagnare questa attività con un gruppo di lavoro affidato alla squadra mobile che valorizzi soprattutto l'attività della criminalità diffusa, che in pratica è l'asse portante di questo gruppo di lavoro, e che poi si avvalga anche di apporti da parte dei commissariati. Questo gruppo, che opera in Borghese e sviluppa un'attività prima di analisi investigativa e poi di risultati principalmente repressivi ma anche preventivi. Le operazioni si sono svolte soprattutto di notte e hanno permesso di identificare e raccogliere informazioni su un totale di 189 persone. Gli obiettivi individuati dal gruppo di lavoro sono tutti obiettivi di particolare rilievo e di interesse dal punto di vista criminale, quindi che hanno curriculum importantissimi o che comunque sul territorio hanno determinato un'alterazione importante, quindi hanno fatto azioni particolarmente eclatanti. Su quelli si è sviluppato questo lavoro. Bonaccorso ha anche incontrato in via Piave uno dei comitati che ha apprezzato questa attività che, ha ribadito il questore, non è risolutiva ma va proseguita. Il questore che tra l'altro ha anche ringraziato i 2 agenti che nella notte dell'Immacolata hanno salvato in extremis un uomo che era caduto in acqua. Lo scorso 8 dicembre, verso l'1 di notte, 2 agenti in servizio alla questura di Venezia da 6 mesi hanno salvato un uomo probabilmente ubriaco che galleggiava in acqua. Durante un servizio di pattugliamento all'altezza del ponte dell'Accademia l'hanno notato e senza esitare un momento sono intervenuti. Il collega non ha esitato un momento, si è buttato subito come ha visto la persona in acqua e tramite una cooperazione di squadra siamo riusciti poi a portarlo su a riva. Abbiamo cercato siccome non respirava, era privo di sensi, abbiamo fatto in modo tale che buttasse l'acqua che aveva ingerito e poi la persona si è rialzata, se n'è andata senza dirci un grazie, però l'importante è il gesto che ci siamo portati noi a casa. È importante e mi sono sentito veramente bene a fare questo gesto insieme al mio collega di Trapano e se non c'era lui penso che non ce l'avrei fatta. È stato veramente, anche se non mi daranno medaglie, questa è una medaglia che mi si appende all'anima e me la porterò forse in un'altra vita e mi sento bene con questo gesto che ho fatto. Un gesto oltre che coraggioso, come ha ribadito lo stesso questore, che dimostra la dedizione degli agenti al loro mestiere che in questo caso hanno salvato una vita umana. Chiudiamo il Veneto con questa bella storia. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.
bentrovati al meteo. Si mantiene stabile il tempo sabato 23 dicembre. Gli ultimi aggiornamenti poi ci dicono che sarà così anche durante il Natale e la vigilia. Vediamo insieme i dettagli. Sul Veneto sole ovunque, con qualche foschia in mattinata in pianura ma in rapido dissolvimento. Cielo poco nuvoloso a seguire. Sulle Dolomiti alcune nevicate a tratti. Le temperature saranno in lieve aumento, minime tra 1 e 4 gradi, massime sui 9-12 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche in questo caso non mancherà il sole ovunque, il cielo si presenterà sereno solo con qualche addensamento specie verso le zone costiere. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime sui 7-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il sole sarà prevalente specie sui settori meridionali, qualche nube altrove. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sui 12-13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.